distretti commerciali da anni in programma in regione, grazie ad un lavoro costante di Confesercenti in collaborazione con Cescot Veneto, ora sono realtà all'interno della legge regionale del commercio. Per creare uno slancio dell'economia commerciale in sofferenza ormai dal 2008, nascono dunque i distretti per un sistema di coordinamento tra il pubblico e il privato, una piattaforma online che dimostra innovazione e capacità progettuale con lo scopo di fare aggregazione. I distretti del commercio sono oggi l'unico vero strumento per rispondere a un declino, a un impoverimento che stanno vivendo le nostre città grandi e piccole. Un declino che a volte si trasforma anche in degrado, negozi che chiudono, città quindi che si impoverisce, che perde funzioni. Ora bisogna rispondere a questa fase che toglie anche qualità della vita ai cittadini e ai residenti, oltre che agli operatori che purtroppo continuano a chiudere. Anche la riqualificazione delle città sono un punto fondamentale per il commercio. Si parte proprio da lì, cioè la competitività delle città e la possibilità che investitori siano interessati ad entrare nella città. Questo avviene solo se c'è una città riqualificata che diventa quindi competitiva, dove ci sono i parcheggi che possono accogliere le auto che arrivano, dove le iniziative culturali e le manifestazioni sono numerose. Allora, se noi mettiamo assieme tutti questi ingredienti possiamo essere in grado di rispondere alla competizione che purtroppo stiamo vivendo con la grande distribuzione, quindi bisogna rispondere in modo molto unitario ma anche molto forte e veloce. Sono 9 i distretti commerciali che ad oggi sono partiti con lo scopo di creare anche percorsi formativi che migliorino la competitività commerciale, riacquistando attrattività nei territori. Un sistema che rivoluziona il modo di fare rete e che dà una visione ampia delle attività commerciali, nonché le statistiche sui consumatori che frequentano le aree territoriali. È una piattaforma dove noi abbiamo messo assieme tutti i distretti che stiamo seguendo come Cescot Veneto e come Confesercenti Veneto. È una piattaforma che incrocia una serie di dati amministrativi, di indagini sul campo e di rilevazioni che faremo con dei gruppi ben specifici. L'idea è quella di vedere come vanno le nostre città, come funziona il commercio all'interno delle nostre città, che tipo di problematicità ci sono, se i distretti sono conosciuti, se i nostri negozi sono conosciuti e le potenzialità che hanno. Incontrando i consumatori noi andiamo a chiedere se il luogo è accogliente, per cui se il luogo è tenuto bene da un punto di vista di pulizia, se è illuminato, se ci si sente sicuri, cioè andiamo a tastare il polso del cliente consumatore e andiamo a vedere poi quali potrebbero essere i possibili interventi per migliorare. Sicuramente posso segnalare come esperienze importanti quella di Este, quella di Piove di Sacco, quella di Noventa, quella di Martellago, di Sappada, di Valdobbiadene. Una progettazione che è un ulteriore passo di modernizzazione per ricostruire il commercio, arricchito da statistiche con un quadro diviso tra offerta e domanda. Fondamentalmente essa ti permette di non solo fotografare lo stato del commercio a livello locale, ma anche di avere il polso della situazione in termini di real time. Tutte le indagini che vengono fatte per coprire la carenza di informazioni derivanti dall'uso dei dati amministrativi viene colmata appunto con questa tipologia di indagine sul campo. Noi mandiamo dei rilevatori ogni 3 mesi e raccogliamo in real time i risultati che confluiscono in questo portale e vengono automaticamente visualizzati. Visualizzati per chi? In generale per tutti gli stakeholders interessati. Quello della modernizzazione è un termine chiave. Vogliamo rendere più moderno il modo di gestire il commercio locale.